Per evitare rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica in relazione all'eventuale presenza di persone pericolose o legate a organizzazioni criminali o terroristiche, il Ministero dell'Interno nei giorni scorsi ha disposto che non ci saranno più identificazioni da remoto, ma accoglienza in loco per gli ospiti degli alloggi turistici. La misura avrà un impatto molto forte nelle città turistiche, in particolare a Venezia, dove sappiamo esserci moltissime locazioni turistiche dotate delle ormai famosissime key box, eccole qui le tastierine oppure le cassettine all'interno delle quali si inseriscono poi le chiavi. Ebbene, potrebbero sparire quanto prima. Una notizia colta favorevolmente in città, anche se renderà meno felici i proprietari delle locazioni turistiche. Penso che sia giusto. Penso che sia giusto perché non c'è nessun controllo, anche per quanto riguarda i servizi degli operatori ecologici, fra virgolette, e tante altre cose. E bisogna vedere al fine della sopravvivenza della città, con questo profilo di città, se deve diventare una città qualsiasi, è unicamente il luogo di sfruttamento della situazione. Bisogna assolutamente andare a ricevere l'ospite e spiegargli anche come funziona la città, altrimenti in molti casi anche l'ospite non sa dove lasciare le immondizie. Sono veneziana e sono contenta di questa decisione. L'intervento del Viminale anticipa quello che il Comune ha previsto nel testo del nuovo regolamento sugli affitti brevi. Ha introdotto nel suo regolamento in discussione oggi in Consiglio Comunale l'obbligo di check-in e accoglienza in persona e l'obbligo da parte di chi accoglie anche di spiegare al turista le regole di convivenza all'interno del condominio, le regole che riguardano anche la raccolta dei rifiuti, le regole che riguardano anche la convivenza e il divieto di fare rumori sopra una certa fascia oraria, insomma regole di buon senso. Per quanto riguarda le scatolette, le famose key box che sono appese un po' in tutte le città turistiche italiane, noi stiamo riaggiornando il nostro regolamento edilizio perché si inserisca al suo interno il divieto di installazione di queste scatolette. Questa circolare del Ministero dell'Interno infatti chiarisce solo l'obbligo di check-in in persona ma non vieta l'installazione di queste key box. Sarà il nostro regolamento edilizio, in assenza di altre comunicazioni nazionali, a prevedere questo divieto dandoci la possibilità di intervenire per rimuoverle.